Ciao, da Margherita. E Gianluca. A noi piace tanto Treviso perché È vicino al mare e alla montagna. ha dei bei palazzi e poi c'è la Restera, dove possiamo fare delle belle passeggiate e respirare aria pulita. Buongiorno, sono Riccardo Pittis. Io sono nato a Milano ma vivo a Treviso da 25 anni e amo questa città perché è la mia città ormai. Io sono Lorena e amo Treviso perché chi viene da lontano e la vede per la prima volta mormora. Nessuno mi aveva mai detto che fosse così bella. Allora, mi chiamo Ivonne Tordini e sono presidente di un gruppo anziani, il cosiddetto GAT, che ha sede a San Liberale. La amo doppiamente perché non è la mia città di nascita. Io in ogni momento che posso cerco di ricordarmi che la prima porta che ho trovato aperta trasferendomi da Bologna è stata quella del municipio, perché sono venuta a chiedere la residenza. Bazooka! Hollywood! Secret! Tempesta! Bambi! Dai! Aia! Buongiorno, sono Craig Tony Green, sono da Nuova Zelanda e da 30 anni che sono qua e amo Treviso per tutti i suoi posti bellissimi da mangiare per prendere un bicchiere di vino. Ciao, sono Gida. Io devo dire che amo Treviso perché è una città molto organizzata, è una città che funziona bene e mi piace tanto per quello. Ciao, sono Ricky Bizzarro. Sono innamorato di Treviso perché è bellissima e soprattutto perché c'è Fiera, la mia casa. Ciao, sono Giorgia e amo Treviso perché è una città solare. Paolo Carmignola, Fai Giovani Treviso. Amo Treviso perché è oggettivamente bella, una città a misura d'uomo, uno scrigno di cultura, arte e passione. Ciao, sono Elena. Io sono Alberto, ciao. A me piace Treviso perché neanche a Ferragosto ci si annoia. E a me piace Treviso perché è piena gente simpatica. Ciao, sono Barbara Pozzolone, amo Treviso perché è la mia città, mi alleno qui ormai da quasi 10 anni, vengo da Macerata sul Piave tutti i giorni, vengo qui 2 volte al giorno per allenarmi, è diventata come una grande famiglia per me, una grande casa. Ciao, io sono Giulia e amo Treviso perché è romantica. E una cosa che mi è piaciuta tantissimo di Treviso è fare la Restera e camminare anche per il centro di Treviso, che è bello da visitare anche per altre persone esterne. Io mi chiamo Feltrin Andrea e amo tantissimo Treviso. Ciao, mi chiamo Gabriel, amo Treviso, è la fine del mondo, è stupenda. In più c'è anche Tommaso da Modena che ha gli occhiali. Mario Gemin, capodelegazione del FAI, Fondamento Italiano di Treviso. È una città che si svela piano piano, con discrezione, a differenza di tante altre, però ha un fascino molto particolare, soprattutto la presenza dell'acqua, che è qualcosa di molto caratteristico. Questi suoni, questi riverberi anche delle luci, che sono dettati soprattutto dal fatto che il Sile è un fiume di risorgiva, quindi non è nascosto da argini, ma scorre proprio a pochi centimetri dalla strada, e questo è veramente molto, molto, molto interessante. Io sono Antonella e amo Treviso perché c'è sempre qualcosa da fare ed è sempre in movimento.